Ok, buongiorno a tutti. Buongiorno carissimi, potete accomodarvi. Tu che sei a casa questa mattina o in Brasile ancora è notte, quanto è bello, prezioso stare adorando, servendo, camminando com o nostro Dio. E ogni domenica è una nuova esperienza di fede con il nostro Dio. Ogni domenica è una decisione di camminare, servire, adorare il nostro Dio. In questo momento abbiamo un gruppo meraviglioso di ragazzi e ragazze ao campeggio a Tramonte di Sopra. Stavo parlando con le persone qua prima, un spirito meraviglioso, un gruppo di servitori, questo gruppo di ragazzi, e tanta gioia, una presenza dello Spirito Santo di Dio lì in modo incredibile. Abbiamo un gruppo di più o meno 13-14 ragazzi che è la prima volta che stanno vivendo questa esperienza, quasi la metà del gruppo. E è questo il nostro obiettivo, questa nostra gioia di vedere questo gruppo servindo il nostro Dio lì. E preghiamo perché finisce adesso questo campeggio con i ragazzi e verso le 4:30, alle 16:30 loro saranno qui in chiesa. Leggiamo il testo di Giobbe, capitolo 14, versetti 1 e 2. Giobbe 14, 1 e 2. Giobbe prima di Salmo. Se tu non sai dove è il libro di Giobbe, chiudi la Bibbia, apri alla metà e torna più o meno una ventina di pagine. E tu vedrai il libro di Giobbe. Capitolo 14, 1 e 2. L'uomo nato di donna vive quanti giorni? Pochi giorni. E è sazio da fame. L'uomo vive pochi giorni e è pieno di affanno. È completamente preso di tanta peso e insoddisfazione. È questa la realtà dell'uomo. L'uomo nato di donna vive pochi giorni sazio di affanno. Spunta come un fiore, poi è reciso. Fugge come un'ombra e non dura. Quando leggiamo un testo come questo, io devo riflettere sulla mia vita. Tante volte noi pensiamo che saremo eterni qua in questa terra. No! Giacomo dice che la nostra vita è come una nebbia. Oggi c'è, domani non c'è più. E stavo parlando com Astrid questa mattina o quanto è interessante per noi sapere vivere bene i nostri giorni. Sapere vivere bene ogni secondo della nostra vita, perché vivremo in questa terra pochi giorni. Saremo qua per un periodo. È una formazione per un'eternità. E tante volte noi stiamo lasciando un legato molto triste. E Dio ci ha chiamato a lasciare un legato di speranza, di gioia e di allegria con Dio. O quanto è prezioso sapere che quando ogni secondo della mia vita, ogni minuto della mia vita, ogni giorno, io posso inserire come un privilegio al Signore. Inserire la mia vita al Signore. Perché i miei giorni qua sono pochi. Facciamo tanti progetti, tanti sogni, ma tra poco finiscono. La nebbia viene e va. Il fiore viene e va. Così l'ombra viene e va. Tu vieni e va. Anch'io sono qui e tra poco non sono più. Perciò noi dobbiamo sapere vivere bene ogni giorno, perché quello che viviamo qua è una preparazione per la nostra eternità. Quello che io desidero nell'eternità è quello che io devo vivere qua. Che io possa avere la mentalità della eternità sempre qui e vivere bene. Perché i giorni sono pochi e pieni di affanno. Preghiamo, iniziamo questo culto pensando nella nostra vita, come stiamo. Riflettere su di noi. Oggi staremo condividendo un personaggio che era un personaggio secondo il cuore di Dio, Davide. Ha vissuto anche lui pochi giorni. Ci ha lasciato un legato molto interessante.
nostro Padre, siamo qui per adorarti. Siamo qui, oh Padre, perché siamo grati a Te della libertà che abbiamo di offrirti questo culto. Inserire i piedi, oh Padre, qua in questo locale, insieme ai miei fratelli e sorelle, che privilegio, oh Padre, che gioia, ricchezza per noi. Ti ringraziamo, Padre, perché abbiamo questa libertà in Te, offrirti un culto, adorarti, camminare e vivere con Te. Ti ringraziamo, Padre, perché il tuo Santo Spirito qua è in mezzo a noi e continua, Padre, a lavorare nel nostro cuore, nella nostra vita, a rivelare tutte le cose che noi dobbiamo avere il coraggio di trasformazione in noi stessi. Vedere, oh Padre, le cose con gli occhi eterni, con gli occhi spirituali. Vedere le cose, Padre, nell'eternità, dove Tu ci sei, dove saremo con Te eternamente, e vivere questo periodo, Padre, con questa intensità, questa gioia. Ti ringrazio, Padre, la Tua presenza in quel campeggio con i ragazzi. Wow, Padre, meraviglioso, siamo grati. Siamo grati, oh Padre, perché abbiamo adesso questa opportunità di offrirti un culto di adorazione. Grazie. E vogliamo camminare oggi, oh Padre, in modo unico e speciale, un'esperienza viva con Te, di trasformazione nei nostri cuori. Questo culto, Padre, è la nostra, è la mia offerta a Te. È la nostra storia in Te. È a Te, oh Padre, nel nome di Gesù. Amen, Senhor. Amém? Possiamo adorare e cantare al nostro Dio. Já fatto un sorriso con gli occhi alla persona al tuo fianco, vicino a te? Possiamo stare in piedi? Avete percepito oggi che sono solo gli uomini qua che canteranno, staranno guidando la lode, e è un'esperienza bella anche per loro, no? Adorare Dio, cantare, e è bellissimo vivere questa esperienza. Oggi sarà la voce maschile qua a cantare e adorare, ma sarà tutte le voci della comunità di Dio che adora e canta. Alleluia! Alleluia, Chiesa! Cantiamo, adoriamo il nostro Dio. Va bene, siamo qui in 1, 2, 3, 4 ragazzini più io. Ma va bene. Il Salmo 47 ci fa un invito molto interessante. I salmi erano la musica che erano dei ebrei. E questo 47 ci dice: battete le mani, o popoli tutti, acclamate Dio con grida di gioia, poiché il Signore, l'Altissimo, è tremendo, Re supremo su tutta la terra. Egli sottomette i popoli a noi e pone le nazioni sotto i nostri piedi. Egli ha scelto per noi la nostra eredità. Gloria di Giacobbe che Egli ama. Dio sale tra grida di trionfo, il Signore sale al suono di trombe. Cantate a Dio, cantate al nostro Re, cantate, poiché Dio è Re di tutta la terra. Cantategli un inno solenne. Dio regna sui popoli, Dio siede sul suo trono santo. Un invito chiaro, in modo che possiamo in questa mattina prestare questo culto tramite i canti inizialmente. Lodiamo il Signore, va bene? Non saremo smossi perché tu sei qui. Portando i nostri pesi ci hai dato libertà. Un giorno lui ha vinto, sì, ha vinto già. Non saremo scossi, non saremo smossi perché tu sei qui. Io vivrò, non morirò, la tua potenza vive in me, son libero nel nome di Gesù.
mais mosso, Satanás sconfitto nel nome di Gesù. La Chiesa griderà, griderà, Dio per noi combatte, la escuridão detreggia, il suo regno avanza, non sarà mais mosso, Satanás sconfitto nel nome di Gesù. La Chiesa griderà, griderà, Dio per noi combatte, la escuridão detreggia, il suo regno avanza, non sarà mais mosso, Satanás sconfitto nel nome di Gesù. La Chiesa griderà, griderà, io vivrò, non morirò, la tua potenza vive in me, son libero nel nome di Gesù. Io vivrò, non morirò, ti loderò e dichiarerò che vive in me, guarito sono nel nome di Gesù. Amen, gloria a Dio, lodato sia il nome del Signore. Mi piace moltissimo questa parte che dice che Satana è sconfitto e credo che lui in questa mattina sia arrabbiato di tutto perché abbiamo dichiarato qua che lui è sconfitto. Amen. Alleluia, alleluia, gloria a Dio. Salmo 91, conosciuto per tanti, che molti hanno la Bibbia aperta in questo salmo come un amuleto, no? Ci dice: chi abita al riparto dell'Altissimo riposa all'ombra dell'Onnipotente. Io dico al Signore: tu sei il mio rifugio e la mia fortezza, il mio Dio in cui confido. Certo, Egli ti libererà dal laccio del cacciatore e dalla peste micidiale. Egli ti coprirà con le sue pene e sotto le sue ali troverai rifugio. La sua fedeltà ti sarà scudo e corazza. Tu non temerai gli spaventi della notte, né la freccia che vola di giorno, né la peste che vaga nelle tenebre, né l'esterminio che imperversa in pieno mezzogiorno. 1000 ne cadranno al tuo fianco e 10.000 alla tua destra, ma tu non ne sarai colpito. Ti loderò, ti adorerò, ti canterò, Signore. Ti loderò, ti adorerò, ti canterò che sei mio re. Ti loderò, ti adorerò, benedirò soltanto te. Vive nel mio
gloria al Signore, Lui, solo Lui. Tutta la lode, tutta la gloria. Andiamo avanti, audace, amore. Lui ci fa in ogni giorno sviluppare questo amore in modo ogni giorno più audace. Non è vero? Per questo siamo qui in questa mattina, per dichiarare un'altra volta al Signore che lo amiamo.
Gloria, gloria, gloria sia al Signore. Salmo 46, ancora ci parli al nostro cuore dei figli di Corè, quelli che erano figli di quello cugino di Mosè. Ci dice: Dio è per noi un rifugio e una forza, un aiuto sempre pronto nella difficoltà. Perciò non temiamo se la terra è sconvolta, se i monti si smuovono in mezzo al mare, se le sue acque rumoreggiano, schiumano e si gonfiano, facendo tremare i monti. Ma perché tutto questo? Semplicemente perché Dio è Dio. La mia fede non è fondata su ciò che fai per me. Ho imparato ad adorarti per ciò che sei. Da lui vieni sì e la me, solo da lui e nessun altro. A Dio sia la lode. Se Dio fa, Egli è Dio. Se Dio non fa, Egli è Dio. Se apre una porta, Egli è Dio. Ma se la chiude, rimane il mio Dio. Se la malattia viene, Egli è Dio. Se mi guarisce, Egli è Dio. Se tutto va bene, Egli è Dio. Ma se non va bene, rimane il mio Dio. La mia fede non è fondata su ciò che fai per me. Ho imparato ad adorarti per ciò che sei. Da lui è che viene, Da lui viene sì e la me, solo da lui e nessun altro. A Dio sia la lode. Se Dio fa, Egli è Dio. Se Dio non fa, Egli è Dio. Se apre una porta, Egli è Dio. Ma se la chiude, rimane il mio Dio. Se mal ti avviene, Egli è Dio. Se mi guarisce, Egli è Dio. Se tutto va bene, Egli è Dio. Ma se non va bene, rimane il mio Dio. Io non lo adoro per quel che Egli fa, io lo adoro per quel che Egli è. Accada quel che accada, sempre sarà Dio. Io non lo adoro per quel che Egli fa, io lo adoro per quel che Egli è. Accada quel che accada, sempre sarà Dio. Se Dio fa, Egli è Dio. Se Dio non fa, Egli è Dio. Si apre una porta, Egli è Dio. Ma se la chiude, rimane il mio Dio. Se la malattia viene, Egli è Dio. Se mi guarisce, Egli è Dio. Se tutto va bene, Egli è Dio. Ma se non va bene, rimane il mio Dio. Dio fa, Egli è Dio. Se Dio non fa, Egli è Dio. Se apre una porta, Egli è Dio. Ma se la chiude, rimane il mio Dio. Se la malattia viene, Egli è Dio. Se mi guarisce, Egli è Dio. Se tutto va bene, Egli è
Signore, abbiamo dichiarato, Signore, che Tu, tan somente, Signore, Tu sei Dio. Tu sei il nostro Dio, Signore. Abbiamo detto in questa mattina tante verità, Signore, che abbiamo nel nostro cuore, che abbiamo nel nostro cervello, Signore, perché Tu ti hai svegliato a noi, Signore. Per questo stiamo in questa mattina qui per prestare questo culto a Te, Signore, per dare cibo, Signore, non al nostro corpo ma al nostro spirito, Signore. Ogni settimana, Signore, dopo settimana, speriamo per questo punto, Signore, quando possiamo addentrare nel Tuo Tempio, nella Tua casa, Signore, per prestare questo culto a Te, per lodarti, Signore, per averti di Te, Signore, per presentarci, Signore, davanti a Te, per sentirti, Signore, soprattutto vicino a noi, Signore, accanto a noi, Signore, come adesso, Padre, possiamo sentirti, Dio. Tu sei veramente un Dio buono, un Dio a chi possiamo veramente servirci, Signore. Grazie, Padre, per averti svegliato a noi, Signore, perché oggi ti conosciamo e proseguiamo, Signore, a conoscerti, oh Dio. Grazie, Padre, nel nome santo di Gesù Cristo. Amen e amen. Amém? Quanto é precioso sentir e cantar e adorar o nostro Dio e estar insieme qua. Non dimenticare, gruppo, che questa musica dobbiamo cantare dopo il messaggio. Sapete perché? Perché la parte finale di Davide sarà proprio questo. Lui diceva, ho perso mio figlio, ma ele è Dio. Ho perso delle battaglie, ma Dio è Dio. Ho vinto e Dio è Dio. Canteremo dopo novamente. Le coincidenze di Dio ci fa vedere quanto Lui agisce con il suo Santo Spirito. Parliamo di Davide questa mattina. Settimana scorsa abbiamo parlato di qual personaggio? Chi si ricorda? Giosuè. Era Giosuè, quell'uomo che stava camminando con Mosè al fianco, perciò Dio lo ha guidato a continuare la storia del popolo di Israele. Oggi staremo parlando qua di Davide, un personaggio che la Bibbia dice che era secondo il... facendo tanti sbagli. E Dio dice, è un personaggio secondo il mio cuore. Dobbiamo giudicare Dio? No, neanche Davide. Perciò leggiamo la storia di questo personaggio, di questo ragazzino che dopo si diventa re. E in questo periodo noi stiamo lavorando dell'importanza di avere dei mentori nella nostra vita. E se io non ce l'ho un mentore accanto a me, la mia vita può diventare un disastro. E a camminare ao fianco di una persona. E stiamo prendendo ogni domenica um personaggio bíblico. E hoje nós estaremos fazendo uma caminhada com Davide. Tu já hai fatto una passeggiata con Davide o no? E eu vi consiglio questo, è un giorno uscire di casa, oppure stare da solo a casa, ma fare una camminata, un parco per strada, e fare di che io farò una camminata oggi con Davide. E cominciare a ricordare le storie di Davide e pensare nella tua vita. E pensare perché Davide ha vinto quello gigante. E cominciare a pensare dei miei giganti e come Davide ha lavorato in quella storia e ha avuto una conquista. E pensare come Davide ha rispettato Saul, se non era un leader che aveva dei principi, ma lui ha rispettato. Eu devo ripensare nella mia vita. Eu devo pensare in Davide dopo che lui diventa il re di quel popolo e camminava di tanta vittoria. Perché? Eu devo pensare in Davide che dopo lui ha avuto una grande sconfitta perché lui ha commesso un adulterio. Perché? Eu devo camminare con Davide e pensare
Davide, perché tu hai distrutto anche la tua famiglia con le decisioni tue? Eu devo pensare in Davide e sapere che era l'uomo secondo il cuore di Dio. Vi consiglio un giorno fare una passeggiata e ricordare la storia di Davide e camminare con lui. E è interessante che tante volte noi abbiamo un pregiudizio sulle persone e può darsi che Davide non era più membro di questa chiesa. Può darsi, non lo so. Ma è interessante che quante volte anche Marcos hoje ci ha guidato con questa lode e ha inserito dei testi del libro di Salmo. E di là c'è la storia di Davide. E è interessante leggere questa storia di Davide dopo che lui aveva commesso degli sbagli, ma sono registrati come la parola del Signore. Tante volte noi giudichiamo perché sbagliano, ma non percepiamo che dopo un sbaglio c'è un ravvedimento, un ritorno, e quella persona è il figlio prodigo che deve ricevere un abbraccio. È un privilegio per noi avere di questi personaggi, nostri compagni di strada, come posso dire, nostri compagni di un viaggio che siamo qua, come abbiamo iniziato il culto dicendo che la vita è corta, ossia dobbiamo avere delle belle amicizie per camminare, e non scegliere delle amicizie che possano distruggere la mia vita. Lui ha commesso diversi errori, ma non importa, era l'uomo secondo il cuore di Dio. E è su questo che vogliamo camminare oggi. Tu riesci a dire la stessa frase su te stesso? Io sono un uomo secondo il cuore di Dio. Sarà che possiamo dire questo? Leggiamo, prima parte qua, oggi noi dobbiamo dividere questo messaggio in 4-5 punti importanti della storia di Davide. E il primo punto è che Davide aveva una mente ripiena dello Spirito Santo. Una mente ripiena dello Spirito Santo. C'era dei periodi della sua vita che lui aveva questa storia. Vediamo questa prima parte. 1 Samuele 17, versetto 28. 1 Samuele 17, 28. Eliabe, suo fratello maggiore, avendo udito Davide parlare a quella gente, si accese di amore verso suo fratello e disse: no, suo fratello maggiore, vedendo udito Davide parlare della gente, si accese di ira contro di lui e disse: perché sei sceso qua? A chi ha lasciato quelle poche pecore no deserto? Io conosco il tuo orgoglio e la tua malignità del tuo cuore. Tu sei sceso qua per vedere la battaglia. Tu ce l'hai un fratello maggiore con questo atteggiamento? Oppure no? Meno male che io non ce l'ho. Ma ha lasciato le poche pecore no deserto? Io conosco il tuo orgoglio. Versetto 33. Saul disse a Davide: tu non puoi andare a batterti con quel filisteo, poiché tu non sei che un ragazzo, ed ele è un guerriero fin dalla sua giovinezza. Tu conosci un leader della tua storia che invece di darti un appoggio ti distrugge? 43. E o filisteo disse a Davide: sono forse un cane che tu vieni contro di me con bastone? E maledisse Davide in nome dei suoi dei. Poi o filisteo disse a Davide: vieni qua e darò la tua carne ao pasto agli uccelli dal cielo e alle bestie dei campi. Tu ce l'hai un nemico che ti affronta in questo modo? 45. Allora Davide rispose ao filisteo: tu vieni verso di me con la spada, con la lancia e con il giavellotto, ma io vengo verso di te nel nome del Signore degli eserciti, del Dio delle schiere di Israele che tu hai insultato. Oggi il Signore ti darà nelle mie mani e io ti abbatterò. Ti taglierò la testa e darò oggi stesso i cadaveri dell'esercito dei Filistei in pasto agli uccelli del cielo e alla bestia della gente. Così tutta la terra riconoscerà che c'è un... Dove? Israele. Uau! Soltanto una persona ripiena dello Spirito Santo che può dire questa frase.
Tu puoi immaginare questo ragazzino, non lo so la sua età, ma aveva 14-15 anni. C'è qualcuno con 15 anni qua? 14-15 anni? Tranne io qua, ok, ho visto. Tanti bugiardi. Ok, puoi immaginare un ragazzino, va bene, quasi tutti sono là no campeggio oggi. Puoi immaginare un ragazzino di 14-15 anni che affronta un guerriero, un gigante e dice queste parole? Soltanto una persona con la sicurezza della presenza del Signore, ripieno dello Spirito Santo, che può avere questa ousadia di dire questo. Soltanto una persona ripiena dello Spirito Santo, che può dire una frase questa. Una mente ripiena con lo Spirito Santo ha la certezza e la sicurezza di chi è Dio. Quando tu affronti i tuoi giganti, le tue battaglie, tu ce l'hai questa convinzione, questa sicurezza che Dio è con me, è con Dio che io posso fare. Abbiamo tanti giganti in mezzo a noi, soprattutto anche dentro di noi, e tante volte noi creiamo dei giganti e noi siamo sconfitti di questa storia, e stiamo perdendo di vincere le battaglie perché non abbiamo la presenza dello Spirito Santo nella nostra mente. Abbiamo lo Spirito Santo con noi, ma io devo riempire la mia mente con questa presenza dello Spirito Santo. Noi dobbiamo pensare che Dio è con noi, noi dobbiamo pensare nel valore che esiste nella nostra vita. Qualche giorno fa ho ricevuto una storietta molto bella. Quanto costa una Coca-Cola ao Lidl? 33, 40 centesimi? Se tu vai com uma latina di Coca-Cola, no? Se tu vai prendere questa latina da Coca-Cola adesso sarò sconfitto, ao Interspar, ao CRAI, 50 centesimi, 60 centesimi. Vai in bar, un po' semplice, un bar per strada, €1, la stessa Coca-Cola. Ma se tu vai in un ristorante, questa latina di Coca-Cola quanto costa? €2, €2,50. Ma se tu vai in un aeroporto, questa latina di Coca-Cola quanto viene? 3, 4, €5. Ou seja, quella Coca-Cola che ao Lidl era 35 centesimi, e um aeroporto costa 4, 5 euro. Ma è la stessa Coca-Cola, não? Ou cambia? Eu comincio a pensare, qual è il tuo valore? Qual è il tuo valore? É interessante que questa Coca-Cola ha un valore, dipende dove è stata inserita. Eu devo pensare che il mio valore è unico agli occhi del Signore. Eu ce l'ho un valore fortissimo nella mia vita, o quanto Dio mi ama, o quanto eu sono speciale per Dio. Perciò o quanto eu devo sapere dove devo inserire la mia vita per sentire ogni giorno questa presenza di Dio e sentirmi il valore di quello che io sono. Quante volte eu comincio a perdere il valore della mia vita perché eu comincio a inserire la mia mente in un luogo che non è quello che Dio desidera da me. Niente contro il leader, per favore. Ma tante volte io stesso sto rovinando la mia vita e inserindo la mia mente in luoghi che io non devo inserire. Eu comincio a perdere il valore di quello che io sono. Quando la mente è ripiena dello Spirito Santo, io comincio a percepire o quanto bello, meraviglioso io sono. C'è un Salmo 139 che mi piace tantissimo e sempre dico, quando tu ce l'hai questo problema di bassa autoestima, leggi questo Salmo e cominci a inserire nella tua vita o quanto tu sei meraviglioso davanti agli occhi di Dio. E noi siamo. Ma se eu comincio a riempire la mia mente con certe cose, eu comincio a perdere il valore di me stesso. Davide in quel momento ha cominciato a subire delle accuse molto forti nella storia, e è interessante, di 3 personaggi diversi. Qual era o primo personaggio? Era la sua famiglia. Qual era o secondo personaggio? O líder. Qual è o terzo personaggio? Nemico. Ou seja, lui riceve un'accusa di un fratello, del suo leader, e dopo riceve un'accusa di un nemico. E questo succede con un ragazzino di 14-15 anni. E questo succede in un periodo corto di tempo. E se lui comincia a credere in loro, che cosa faceva Davide in quel momento? Scappava a prendere cura delle poche pecore. Primo personaggio è o fratello maggiore. Io conosco il tuo orgoglio e la tua malignità nel tuo cuore. Quando noi tante volte aspettiamo un appoggio della famiglia, è dentro della famiglia che noi subiamo
delle parole fortissime, delle accuse. Se la mia mente non è riempita dello Spirito Santo, eu comincio a essere trascinato delle parole delle persone che io stimo molto dentro della famiglia. Se la mia mente non è nel Signore, la mia vita e la mia famiglia va ao caos. Davide in quel momento dimostra a noi che o segreto di combattere e vincere le situazioni come questa è riempire la mente con quello che lui credeva e crede del Signore. Tu credi nel Signore o tu credi nelle parole di quelle persone che vogliono distruggerti? Quando ascolto le cose negative su di me, la mia mente tante volte va alla rovina e tante volte io credo. Quante volte un fratello, un genitore, un papà, una mamma, una moglie, un marito ti fa un'accusa fortissima. E tante volte questo distrugge la mia vita, la mia storia. Se non riempo la mia mente con il Signore, eu posso cadere in questa grande trappola. Nós subiamo questo. Viviamo in un mondo maligno, un mondo diverso, un nemico che vuole distruggere la nostra vita e lui tante volte usa delle persone speciali e molto care a noi per cercare di distruggere la nostra vita. Stavo parlando com uma pessoa, um grupo oggi qua, e eu detto, não dimenticare, o nosso combattimento é espiritual. Não é contra a carne e contra o sangue. E nosso combattimento é contra o inimigo que é arrabbiato, que vuole distruggere la nostra vita e usa delle persone molto care e vicino a noi per distruggere la nostra vita. Secondo personagem com essa história é o líder. Saul, que era o rei em quel momento, arriva a Davide e diz, tu não puoi andare a batterti con quel filisteu, porque tu não sei come un ragazzo. Tu non ce la fai. Tu non puoi fare questo. Ah, ma tu non ce la fai. E ti do anche, ti faccio vedere. Prendo le mie vesti e ti darò. Questa settimana noi stavamo parlando con la Giorgia, no? Che lei mi ha detto della sua situazione è mettere un carico di quanti chili? 32 kg, tu mi hai detto, no? 32 kg. La situazione che lei vive della salute è come mettere del peso di 32 kg e salire una montagna e sentire tutto quello peso e ritornare a casa con tutta la stanchezza. Interessante, quando lei stava raccontando la sua storia, eu estava finendo com essa parte, aveva finito, eu me sono ricordato di Davide, che Saulo stava inserendo su di lui un peso, perché Saulo era grande e Davide era piccolo. E lui non poteva combattere con tutta quella armatura che Saulo aveva. Tante volte i nostri leader ti danno un peso che noi non riusciamo a sopportare e un peso di anche di dirti, tu non ce la fai. Tu non ce la fai. Tu hai ricevuto questo? Nella mia storia, già vi ho raccontato un po', ho vissuto delle esperienze che ho ricevuto questo. Tu non sei in grado. Ma anche allo stesso tempo ho ricevuto di persone attorno a me che mi dicevano, Caio, va, io sono tuo appoggio. Se la mia mente non è piena dello Spirito Santo, non è ripiena dello Spirito Santo, quando ricevo una frase come questa, tu non ce la fai, viene l'amarezza, o dolore e l'abbandono. E io mi vado. Ma se la mia mente è ripiena dello Spirito Santo, io ricevo queste frasi dure, ma io continuo, io vado e io combatto. La nostra vita non è abbandonare le responsabilità o dipendere delle frasi o delle circostanze per prendere delle decisioni. La mia vita è basata sulla responsabilità. E Davide, con la mente ripiena dello Spirito Santo, ha ascoltato del suo fratello, ha ascoltato a sua autorità e il suo re, ma aveva una responsabilità per amore al Signore. Una mente ripiena dello Spirito Santo, va. Terzo personaggio qua, era un nemico, e questo è normale. O nemico che cosa ti dice? Tu non sei in grado. Poi il filisteo disse a Davide, vieni qua, ti darò alle carne, al pasto, agli uccelli del cielo e alle bestie dei campi. Tu non sei in grado. O nemico dice questo. Mi sto preparando per una lode, mi sto preparando per una predica, mi sto preparando per una proiezione, per il suono, per il video, sto mi preparando per accogliere la gente. E o nemico dice, ma chi sei tu, Caio? Chi sei tu?
Che cosa tu pensa di fare perché tu sei oggi una persona così, 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 e cominci a elencare nella mia mente tutti i miei difetti, i miei problemi, tu sei così, 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 così. E tante volte io credo. E tante volte io abbandono perché mi sento non in grado di fare quello. È un nemico che accusa. L'inimico accusa, lo Spirito Santo rivela. E quando lo Spirito Santo rivela, è la mia trasformazione che deve avere, perché rivela le aree della mia vita che io devo essere trasformato, cambiato, e rivela delle cose senza un peso, perché adesso io sento che c'è un ravvedimento per una nuova vita. O nemico accusa, inserisce un peso, e io abbandono. Perciò tante volte noi crediamo al nemico che fa questo. E è interessante da quando o nemico comincia a creare un peso sulla gente. Gênesis capítulo 3. E che cosa o nemico ha fatto com Eva in quel momento, e anche com Adamo che era ao fianco? Ha inserito dúbio. Dúbio é mancança do Senhor. Dúbio é mancança da presença do Senhor. Quando existe o dúbio, não se fa niente. Perché nel dubbio io lo so che non c'è Dio. Quando c'è la certezza, c'è Dio. E o nemico che cosa vuole inserire nella nostra vita? Dubbio. Non lo so. Pensa bene. Non so. Tu non sarai in grado. Eu sono più grande. Tu sei un ragazzino. Non lo so. Pensa bene. Pensa che tu non sei capace. E quando noi abbiamo i dubbi, abbandoniamo tutto. E o gigante prospera. O nemico sempre ha cercato di inserire dubbio nella mente delle persone. Gênesis capítulo 3 è l'origine. Perché dove c'è il dubbio, manca la fede. E senza la fede io non posso gradire al Signore. La fede è che finisce il dubbio. Il dubbio è la mancanza della fede. Il dubbio è la mancanza di Dio. La mente riempita del Signore, io non ce l'ho dubbio. Vado, faccio. Io comincio a combattere. Come sta la tua mente oggi? È ripiena dello Spirito Santo? Perciò il nemico vuole togliere da noi la fede, la gioia e il continuare a servire. La mente del Signore sa rispondere al nemico. La mente riempita dello Spirito Santo sa rispondere al nemico. Il Signore è con me. Io vado a combattere, sì. Il Signore è con me. Io vado, sì. Io sono pronto. Secondo punto di Davide. Lui aveva una mente riempita dello Spirito Santo, ma subito dopo aveva una mente impaurita. Interessante questo personaggio che era l'uomo secondo il cuore del Signore. Una mente riempita dello Spirito, ma dopo viene una mente impaurita. 1 Samuele 21, 10-13. Allora Davide si alzò in quel giorno, riprese a fuggire lontano da Saulo e andò da Achis, re di Gat. Servi del re dissero ad Achis: non è questo Davide, il re del paese? Non è egli colui a quale si cantava nelle danze? Saul ha ucciso i suoi 1000 e Davide i suoi 10.000? Davide si tiene in cuore queste parole e... Ma quell'uomo che ha affrontato il gigante, Davide adesso temete Achis, re di Gat. 13. Mutò il suo modo di fare in loro presenza, faceva... Avete cambiato di personaggio qua, pastore? Faceva il pazzo in mezzo a loro, trascinava dei segni sui battenti delle porte e si lasciava scorrere la saliva sulla barba. Chi ha la barba qua, per favore? Che Davide è questo? Che Davide è questo? Una mente riempita dello Spirito Santo, adesso una mente impaurita. Che Davide è questo? Dopo un gigante sembra un pazzo. Quando noi togliamo gli occhi del Signore, che cosa succede con noi? Siamo un pazzi. Paura. Noi abbiamo vissuto delle esperienze meravigliose, grandi e profonde, e adesso io mi sento più sicuro, io comincio a guardare dall'altra parte, io comincio a perdere il Signore, e quella sicurezza, quella certezza adesso diventa paura. È Davide. Perciò mio Davide è mio mentore, io so che la mia mente deve essere sempre riempita dello Spirito Santo di Dio. Davide, mio mentore, mi insegna che io non posso riempire la mia mente con la paura. Eu não posso tolerar gli occhi del Signore.
Conoscete um altro personaggio que estava guardando Gesù, stava facendo una cosa meravigliosa, e dopo lui toglie gli occhi di Gesù e vede qualcosa che è impossibile di vedere. Dice così, e questo personaggio ha visto il vento. Qualcuno já visto o vento qua? Eu não ho visto mai o vento. Chi è questo personaggio? Quello che stava camminando sull'acqua, vedendo Gesù, guarda il vento e comincia la paura. La mente, quando comincia a vedere la paura, noi cominciamo a non vedere più Gesù e cominciamo a fare delle cose pazzesche, pazze, nel senso negativo, le cose brutte. Una mente com paura cria una paralisi. La paura è la mancanza di Dio. La paura è non sentire più la presenza di Dio. Quante volte abbiamo paura? Sou o único qua che tante volte viene la paura? In quel momento eu digo, Dio, devo confessar-te, ho paura. Ma il mio sguardo deve ritornare a te e ricordare tutto quello che tu già hai fatto nella mia vita e tanti nemici che tu hai distrutto. E adesso viene novamente lo sguardo su di Lui e la mia mente si riempie do Signore. Io non posso camminare nella paura. E Davide ha vissuto questa esperienza. Quello che abbiamo parlato domenica scorsa. Eu devo parlare ai miei figli di quello che il Signore ha fatto, per riempire la mente con le cose del Signore dei miei figli. Tu devi raccontare le storie ai tuoi figli di quello che il Signore ha fatto. Che questo non soltanto tu starai edificando ai tuoi figli, ma tu starai anche ricordando nella tua mente per non dimenticare le grandi cose che il Signore ha fatto. Quanto è prezioso fare questo. Davide aveva combattuto e vinto un gigante, adesso si diventa un pazzo. Numero 3. Questa mente che era riempita dello Spirito Santo diventa una mente con la paura e dopo diventa una mente vuota. Una mente vuota, qualcuno occuperà questo spazio. Seconda Samuele 11, 1-5. L'anno seguente, nella stagione in cui il re cominciano le guerre, Davide, dove il re cominciano le guerre. Davide mandò Joabe con la sua gente e con tutto Israele a devastare il paese dei figli di Ammon e di assediare Rabà. Ma Davide rimase a Gerusalemme. E la chiesa stava combattendo, stava facendo questo, e Caio rimane a casa. Ossia, la mente diventa vuota. Una sera Davide, alzatosi dal suo letto, si mise a passeggiare sulla terra del palazzo reale. Dalla terrazza vide una donna che faceva il bagno. La donna era bellissima. Davide mandò a chiedere chi fosse la donna. Le dissero, è Batseba, figlia di Eliam, moglie di Uria, Litita. Davide mandò a prenderla. Lei viene da lui ed ele si unì a lei che si era purificata dalla sua impurità. Poi lei tornò a casa sua. La donna rimase incinta e lo fece sapere a Davide dicendo, sono incinta. E dopo noi conosciamo questa storia. Lui ha cercato di essere incinta al suo marito, che lui venisse a stare con la moglie, ma lui ha detto no, in un periodo di guerra non starò con la mia moglie. E Davide dopo ha messo un modo di uccidere il marito di questa donna. Questo uomo, secondo il cuore di Dio, commette adulterio e un assassinato. Davide, che aveva la mente riempita dello Spirito Santo e combatte contro Goliat. Davide, che aveva la mente con la paura e diventa un pazzo. Davide adesso, con la mente vuota, perché doveva stare servendo, lavorando e combattendo, commette tutti questi atti. Non vi conosco tanti, ma quanti sbagli noi facciamo nelle nostre decisioni quando noi siamo lontano dalla Chiesa di Dio. Quanti sbagli senza poter riprendere e ritornare. Quanti sbagli noi cominciamo a fare quando noi abbandoniamo la battaglia che la Chiesa sta affrontando. Perché siamo lontano di quel combattimento, la nostra mente diventa vuota. Qualche settimana fa, ou qualche mese fa, stavo parlando com uma pessoa e disse, Pastore Caio, a minha habitude não é andar em chiesa. Eu preferisco adorar o meu Dio da casa da solo.
io so che questo non è vero. E dopo comincio a vedere le foto di questa persona pieno di alcolici. Bevendo, ho telefonato a lui. E ho detto, ok, tu mi hai detto questo, ma non riesco a vedere le coerenze in questo modo. E lui ha litigato con me. Eu devo parlare con lui. Una persona che non sta servendo nella chiesa comincia a svuotare la mente con le altre cose. E questo mi preoccupa tantissimo ai nostri uomini e anche alle nostre donne. Se la mente è vuota, la pornografia occupa un spazio. Con spazio. Se la mente è vuota, álcool occupa quel spazio. Per favore, carissimi, attenti con la pornografia, con l'internet. Per favore, carissimi, attenti con la bebida alcoolica, soprattutto se avete bambini dentro di casa. Ah, eu mai ho insegnato mio figlio. Ma tu hai bevuto davanti a loro. Attenti. Carissimi, attenti con i giochi. Eu conosco delle persone che passano tutta la notte leggendo la Bibbia, scusate, con i giochi. Tutta la notte con i giochi. Attenti. Attenti che questa è la mente vuota e noi cominciamo a fare delle cose pazzesche. Per favore, scusa Romulo, ma un giorno io vorrei la tua testimonianza davanti a questa chiesa con i giochi. E lui ha detto un giorno a me, hai sprecato soldi con i giochi su internet. Scusate di parlare questo, ma tu hai parlato con me pubblicamente, è bello questo. Attenti con questo. E c'è una finestra di Overton, ho parlato con voi una volta, questa finestra delle cose che per me oggi sono, io non lo farò mai, inammissibile a me, è una cosa, un'assurdità per me, tra 4 mesi io comincio a fare. La finestra di Overton dice così, delle cose che oggi per me sono una assurdità, man mano eu comincio a adattarmi a quello nuovo concetto e tra poco io comincio a fare quello che per me era un'assurdità. Davide sicuramente, quando la mente era riempita dello Spirito Santo, adulterio mai, uccidere il mio generale mai, ma come la sua mente si diventa vuota, io posso commettere adulterio, posso uccidere sì il mio generale. Così certe cose che io dico io non farò mai, può darsi che io sarò il prossimo a fare questo. Attenti pornografia, álcool, giochi, attenti a qualsiasi dipendenza, attenti alla pigrizia. Ah, sono a casa. Attenti a pigrizia uccide. Dio ci ha chiamato a combattere. Attenti ai debiti, attenti alla incapacità, attenti a questo perché tra poco sono coinvolti con questa storia. Perché la mente vuota, quando noi abbandoniamo la battaglia do Signore, io comincio a fare delle cose che era un'assurdità, io comincio a pensare che è normale. Attenti! Davide con la mente vuota fa delle cose pazzesche nel senso negativo. Mente vuota porta alla morte. Non andare alla guerra e abbandonare i servizi spirituali. Io riempio la mia mente con le altre cose. Lui osserva una donna, si informa, chiede tutte le informazioni e dopo commette questo adulterio. C'è un testo che tante volte noi diciamo che Dio è bugiardo. 1 Corinzi 10:13. Dio non ti darà nessuna tentazione che eu non possa resistere o sopportare. E noi diciamo, è stato più forte di me. Bugia, o è Dio che è bugiardo. E per me Dio non è bugiardo. Quando la persona dice, è più forte di me, significa che tu non vuoi combattere contro quello. O noi stiamo dicendo che Dio non è vero quello che afferma nella sua parola. Davide poteva scappare di questa storia. Ha osservato, ha preso informazioni e ha deciso. Tante volte io vado ao supermercado, vado ao bar, compro, bevo e dopo, quando c'è troppo álcool, dopo vado lá com a internet, compro o programa, pago o programa e comincio lá, comincio por 15 minuti, 30 minuti e dopo abbandono la famiglia e passo tutta la notte. Carissimi, non lasciare la tua mente vuota. Davide ci insegna questo. Perciò all'inizio del culto della predica stava dicendo, fai una passeggiata con Davide.
E cominci a ripensare nella tua vita quando ho cominciato a svuotare la mia mente. Davide, io non posso continuare così. Ritorna, riempie la mente con le cose del Signore. Questo uomo che o cuore secondo o cuore di Dio chiama questa donna. Davide lascia la sua mente vuota. Eu sempre dico alla gente, quando a pessoa diz, pastor, eu sono estanco. Voi non potete immaginare la mia gioia nel cuore. Una persona che è stanca è perché sta lavorando. Una persona che è stanca di fare l'opera del Signore è perché è piena di cose del Signore. Io sono felice con questo. Voi non potete immaginare quando arriva una persona davanti, pastore, io sto facendo questo nell'opera del Signore. Wow, che bello! Perché nella Bibbia dice che quello che ha ricevuto 10 talenti, 5 talenti, 2 talenti, ma dopo quello che non ha fatto niente è quello che aveva 1 o 2 talenti, dipende dalla versione, ok? Dio ha dato a quello che aveva 5 a 10. Já stava facendo tanto e Dio, ancora di più. Ancora di più. Carissimi, quando tu sei stanco, pieno di fare l'opera del Signore, sai che cosa il Signore fa con te? Ah, c'è qualcosina ancora per te qua, ok? Ah, c'è l'altra cosina ancora per te. Ah, ma c'è ancora qualcosa. Chi è il dono del tempo? È il Signore, è Dio. Eu já raccontato la mia storia, né? Eu avevo 5 responsabilità nella Chiesa in un periodo della mia vita. E ho lasciato tutti e 5. Eu estava facendo l'università di agronomia. Quando eu avevo 5 responsabilità, eu sono stato sempre promosso. Eu ho abbandonato tutti e 5 per stare concentrato negli studi. Ho cominciato a scoprire il senso di essere riprovato, bocciato. I calcoli matematici di Dio sono diversi dai miei. Non lasciare la tua mente vuota. Riempi. Cominci a servire il Signore. Persone senza obiettivo, persone con la mente vuota, comincia a prendere le decisioni sbagliate e le conseguenze sono dure e difficili. Walter sempre mi dice, pastore Caio, la gente della nostra chiesa legge poco. Abbiamo dei belli libri lì, comincia a leggere. Comincia a riempire la tua mente con delle cose buone. Tutti noi abbiamo dei tempi per una buona lettura. Comincia a leggere. Andate, acquistate, ci sono dei bei libri adesso in questo periodo che noi stiamo vivendo della teoria gender e tutte le altre cose. Leggete, riempite la mente con delle cose buone e tu vedrai le grandi cose che Dio farà nella tua vita e tu ti allontanerai di tante cose che ti distruggeranno. 4. E qua è una cosa preziosa di Davide, perciò che noi dobbiamo cantare novamente quello cantico. Eu non so se avete scelto un altro, ma oggi il pastore Caio ha detto, facciamo novamente quello. Una mente sottomessa è pronta a governare. Secondo Samuele 12, 19 a 23. Ma Davide, vedendo che i suoi servitori bisbigliavano tra di loro, comprese che il bambino era morto. E disse ai suoi servitori, è morto il bambino. Quelli risposero, è morto. Allora Davide si alzò da terra, si lavò, si unse e si cambiò le vesti. Poi andò nella casa del Signore, vi si prostrò, tornato a casa sua, chiese che gli portassero da mangiare e mangiò. I suoi servitori gli dissero, che cosa fai? Cosa fai? Quando il bambino era ancora vivo, digiunavi, piangevi, ma ora che è morto, ti alzi e mangi. Ele rispose, quando il bambino era ancora vivo, digiunavo e piangevo perché dicevo, chissà che il Signore non abbia pietà di me e che il bambino non resti in vita, ma ora che è morto, perché dovrei digiunare? Posso farlo ritornare? Io andrò da lui, ma ele non ritornerà da me. Una mente sottomessa al Signore è pronta a continuare a vivere. Ele è Dio. Dio ha tolto questo bambino. E Davide stava dicendo, Dio è Dio. Quando viene dal Signore io lo accetto molto bene. La nostra mentalità è troppo limitata per tante volte a accettare o capire delle difficoltà della vita. La nostra mente è limitata e tante volte noi siamo molto attaccati a questo mondo. Ma Davide era molto sicuro, io andrò da lui. Per quanto tempo Davide doveva andare da lui? Per 5 anni? 4 anni? Per sempre. Ossia, la mente che è nel Signore, una mente che si sottomette al Signore, riconosce l'eternità come o valore della sua vita oggi. E noi stiamo perdendo o valore dell'eternità, nós stiamo molto attaccati a questo.
Una mente sottomessa al Signore riconosce il Signore in tutte le sue vie, anche nei momenti e soprattutto nei momenti difficili. C'è il Signore, Ele è Dio, Ele è Dio. E tante volte noi ci lamentiamo. Io, come confessato domenica scorsa, io ho litigato con Dio. Quella domenica io ho litigato con Dio. Ma dopo il mio litigio con Dio, che cosa ho riconosciuto? Ele è Dio. E Dio mi dice: Caio, puoi litigare con me, puoi continuare a litigare con me. Io continuo a essere Dio. Ma tu devi accettarmi che io sia Dio nella tua vita. Si sottomette a me. Ele è Dio. Perciò la gratitudine deve essere una cosa costante nella nostra vita in qualsiasi circostanza. La gratitudine deve fare parte della nostra storia nei momenti belli e nei momenti difficili. La gratitudine deve seguire la mia strada. Quando noi ci sottomettiamo al Signore, impariamo il bello della vita e il camminare con le avventure del Signore. Davide sapeva che il Signore era Dio. Perciò che Davide era l'uomo secondo il cuore di Dio. Nonostante i suoi sbagli, Davide diceva una cosa bellissima: chi è sbagliato sono stato io. Salmo 51, Salmo 32, leggete a casa dopo. Leggete questo salmo dopo e vedete che lui è Dio. E vedete che questo Davide riconosceva: io ho sbagliato, sono stato io. Non è per colpa di quello, di quello, di quello. Io. E quando lui diceva io, Dio diceva: è questo Davide che è l'uomo secondo il mio cuore. Che cosa tante volte noi facciamo quando sbagliamo? Io sono un maestro qua. Ho sbagliato qua, sono in ritardo, ma la colpa è di Astrid. Io ho questo problema qua, ma la colpa è di Astrid. E noi cominciamo così. Io sempre colpo il mio capo, no? Ossia, e noi siamo così. Incolpiamo gli altri. Ma Davide no. Sono io. Una mente sottomessa al Signore. Sono io. E sono io che devo essere trasformato. Finiamo con l'ultimo testo di Filippesi 4, 8 e 9. Sono 8 cose meravigliose qua. Quindi, fratelli, tutte le cose vere, tutte le cose onorevoli, tutte le cose giuste, tutte le cose pure, tutte le cose amabili, tutte le cose di buona fama, quelli in cui è qualche virtù e qualche lode, siano oggetto dei vostri occupare la vostra mente con questo. E le cose che avete imparate, ricevute, udite da me e viste in me, fatele. E il Dio della pace sarà con voi. Io devo riempire la mia mente con quello che è vero e non quello che io penso che sia vero. E devo riempire la mia mente con cose onorevoli, cose giuste, pure, amabili, buona fama, che ha qualche virtù, qualche lode. Sono io che devo fare questo. Tante volte facciamo la preghiera sbagliata: Dio fa questo per me, e Dio dice: Caio, sei tu che devi riempire. Sei tu. E il Dio della pace sarà con te. La decisione di prendere la verità oppure l'inganno è mia. La responsabilità di camminare nella verità o nell'inganno è mia. Le conseguenze di prendere la decisione nella verità o prendere la decisione nell'inganno, io subirò. Quello che semina, raccoglie. Così che le nostre decisioni siano di riempire la mente con quello che il Signore ci insegna. Davide è un meraviglioso consigliere. Davide è un meraviglioso mentore, perché io vedo delle cose bellissime, ma io vedo delle cose non tanto belle. E così io devo sapere come camminare con il Signore. Amém? Preghiamo. Come sta la tua vita? Una mente sottomessa, ripiena dello Spirito? C'è la paura? O è vuota? Nosso Padre, quanto è prezioso vedere le storie di Davide. Sarà la mia storia. Tu ci hai lasciato questa storia di Davide in modo che io possa imparare. Tu ci hai lasciato questa storia, Padre, in modo che io possa
vivere, camminare e decidere. La responsabilità è mia. Io ti ringrazio, Padre, perché tu hai dato a me la responsabilità. Le motivazioni che devo prendere, oh Padre. Oh Padre. Le motivazioni di fare o non fare. La verità o l'inganno. La responsabilità è mia. Grazie, Padre. Perché nonostante tante circostanze, indecisioni, problemi che io vivo, tu continui a amarmi. E un valore grandissimo che io ce l'ho in te. Grazie. Tu sei Dio che mi ama. Tu non cambia. Ma tu hai lasciato le responsabilità con me. E anche di raccogliere quello che sto seminando. Tu sei Dio. Padre, io prego per me. La mente sempre piena, riempiena dello Spirito, dello Spirito, dello Spirito. Non permettere, oh Padre, che io abbandoni le mie responsabilità e il vuoto entri nella mia mente. E questo vuoto sarà riempito delle cose che non saranno tue. Quando la mia mente è ripiena dello Spirito, wow! Quante decisioni meravigliose io prenderò, io posso sconfiggere dei giganti, umiliarmi e vincere con delle cose semplici. Basta una pietra e basta. La semplicità di una conquista è preziosa e una mente riempita dello Spirito. Wow. Prego per me. Io prego per la tua Chiesa, che la tua Chiesa sia così. Nel nome di Gesù. Davide è un uomo secondo il tuo cuore, perché guardava a se stesso. Nel nome di Gesù. Amen, Signore. Amen. Amen, cari. Che Dio ti benedica tanto. E che noi possiamo pensare in questo Davide. Ok? Fa un sguardo alla persona al tuo fianco e fa un piscare, un batter d'occhio e dire: Davide sia il nostro grande mentore e consigliere, ok? E che possiamo camminare con questa bellissima storia. Amen? Possiamo stare in piedi, cantiamo novamente questo cantico e offriamo le decime, le offerte. Tu sei Dio, è tu che mi sostieni, e sei tu. È un momento di gioia, è un momento di offrire con allegria, è un momento di servire il nostro Dio con questo modo. E c'è ancora un maialino qua, e questo maialino è Venezuela, è Siria, è la opera missionaria della Chiesa che sta portando gioia a un popolo distante, ai bambini e anche a quel gruppo di donne e anche dei bambini in Siria. Serviamo, contribuiamo e facciamo questo con gioia, amen? Ok. Chi guida? 1, 2, 3, Emerson con te. Ai pastori, non è così? Che mattina memorabile. Penso che Dio ha parlato nel profondo di noi tutti qua e adesso possiamo dichiarare questo cantico in una maniera più profonda. Possiamo cantare tutti insieme: Dio è veramente Dio. Se Dio non fa, Ele è Dio. Se apre una porta, Ele è Dio. Ma se la chiude, rimane il mio Dio. Se la malattia viene, Ele è Dio. Se mi guarisce, Ele è Dio. Se tutto va bene, Ele è Dio. Ma se non va bene, rimane il mio Dio.
Dio la lode. Mettiamo insieme. Se Dio fa, Ele è Dio, se Dio non fa, Ele è Dio, si apre una porta, Ele è Dio, ma se la chiude rimane il mio Dio, se Maria viene, Ele è Dio, se mi guarisce, Ele è Dio, se tutto va bene, Ele è Dio, ma se non va bene rimane il mio Dio. Io lo adoro per quel che Egli fa, io lo adoro perché quelli è, accada quel che accada, sempre sarà Dio. Io lo adoro per quel che Egli fa, io lo adoro per quel che Egli è, accada quel che accada, sempre sarà Dio. Se Dio non fa, Ele è Dio, si apre una porta, Ele è Dio, ma se la chiude rimane il mio Dio. Se Maria viene, Ele è Dio, E se mi guarisce, chi Lui è? Ele è Dio, E se tutto va bene? bene, Ma e se tutto Ele è non va Dio, bene? ma se non va bene rimane il mio Dio. Ele è Dio, se Dio non fa, Ele è Dio, si apre una porta, Ele è Dio, ma se la chiude rimane il mio Dio. Ele è Dio, se mi guarisce, Ele è Dio, se tutto va bene, Ele è Dio, ma se non va bene rimane il mio Dio. Signore, ancora nella tua presenza, Padre, noi vogliamo ringraziarti per ciò che fai nella nostra vita, Padre. Grazie perché il tuo amore è infinito, Padre, e le tue misericordie, Padre, si rinnovano ogni giorno, Padre. Noi veniamo qui davanti a te, Padre, a ringraziarti per le decime e le offerte, Padre, perché tu ci hai benedetti, Padre. E a volte noi non ci rendiamo conto, Padre, quanta benedizione tu ce l'hai per noi, Padre. Signore, vengo qui a chiederti, Padre, di far aprire i nostri occhi, Padre, le nostre orecchie, Padre, che la nostra bocca possa ogni giorno profetizzare del tuo amore, Padre, che possiamo essere dei carboni accesi, Padre, per i nostri amici, per coloro che ancora non hanno un'esperienza personale con te, Padre. Grazie veramente di questo culto meraviglioso, Padre, che l'abbiamo fatto in tuo onore, Padre. È in nome di Gesù che prego e ti ringrazio. Amen. Amém. Avete percepito oggi un gruppo di uomini qua, prima volta loro cantano, e c'è una persona che voi non conoscete qua che sta suonando, no? Ok, Marcelo, vieni qua, scusa, pastore Marcelo. È qua con noi, penso che la Chiesa non conosce lui, no? Sicuramente no. Nonostante che è stato con noi qua un anno e mezzo fa, no? Pastore Marcelo, lui è arrivato da poco e viene qua per servire. Lui è inviato anche dalla mia Chiesa in Brasile e viene anche per la giunta missionaria. E è venuto con la sua mamma, per favore, pode stare un pouquinho in pé? Ok. Lei sta facendo la cittadinanza italiana e anche con lui, e finirà la cittadinanza, lui andrà in Brasile, prenderà la sua moglie e 2 figli che staranno qua servindo. Pastore Marcelo starà servindo insieme a noi con la Chiesa a Padova, ma come noi siamo una Chiesa che camminiamo insieme, sicuramente starà anche qua, ok? Sapendo che lui è un bravo músico anche, já ho chiesto, ok, sei arrivato questa settimana e questa Chiesa già comincia a lavorare. Marcelo, benvenuto. Grazie. Come Pastore Marcelo. Grazie.
Perché ho conosciuto solo come Marcello, no? Ma per non creare tanta confusione in questa chiesa qua, che sono di altri Marcello, chiamiamo lui di Chera, è il suo cognome, ok? Può essere. Può essere? Ok. Preghiamo per lui e la sua famiglia. Ti ringrazio, Padre, quanto è prezioso vedere una vita che tu hai chiamato. Verrà qua, c'è il suo lavoro, ma soprattutto, Padre, c'è un cuore nell'opera tua. Guidalo, Padre, benedici, e che lui possa servire a te in questa Italia, a portare il tuo nome, la tua gloria, ovunque sia. Benedicilo, guida, Padre, e che possa vivere una storia tua qua in Italia, Padre. Una storia, Padre, che tu starai registrando in modo speciale. Grazie per questa vita, la sua famiglia, Padre, e che Karina e i figli possano camminare insieme un'opera tua, nel nome di Gesù. Amen, Signore. Amen. Grazie, Marcello. Pastore Marcello. E Marcello c'è un lavoro e lui può eseguire questo lavoro d'Italia in Brasile, così lui c'è anche il suo mestiere, già sta lavorando qua in questo senso anche della sua vita. Ok? Gli avvisi, i ragazzi arriveranno verso le 4:30, alle 16:30 qua, ok? Genitori, c'è un gruppo che andrà a prendere. Un campeggio fino adesso meraviglioso. Stavo parlando com um grupo, não ho mai visto um campeggio dove esiste uma unidade de 39 persone, un solo spirito, prezioso vedere ogni ragazza servindo, lavorando, prezioso. Scusate, Claudio, tuo figlio una gioia. Alexandre meraviglioso. Scusate, Liato, mas estou falando de Alexandre, que quel modo suo di essere, lavorando, sistemando i tavoli, pulendo presente. Pastore Caio, pastore Mário, pastore Alessandro, que coisa posso fare in più? Meraviglioso. Non solo lui, ma tutti un spirito stupendo. E che loro possano tornare nella pace, in sicurezza, ok? E anche quelli che andano a prendere, ok? Nello stesso modo. Grazie per le vostre preghiere e grazie per tutto quello che state facendo per questo gruppo di ragazzi e che loro possano servire al Signore. Domenica saranno qua a condividere delle grandi cose che il Signore ha fatto. Abbiamo più o meno, come ho detto all'inizio, più di 13 ragazzi che è la prima volta che stanno vivendo questo confronto con la parola del Signore. Wow, meraviglioso. E un ragazzo ha detto così: Pastore, non possiamo rimanere qua 30 giorni? Ok, che bello. Io avevo anche un po' paura che ho portato lui in macchina, non so se lui si sentirà bene prima volta. No, ok, bello. Grazie. Questa settimana studi biblici, incontro di preghiera, non dimenticare, partecipare. Giovedì riprende qua presenziale qua in chiesa alle ore 20, ok? Ma manteniamo anche online alle ore 20 giovedì, ok? Quelli che possono venire, possono pregare qua, altri possono stare là. Piccolo gruppo, ok? Quelli che sono con noi oggi la prima, seconda volta, grazie della vostra presenza, che Dio ti benedica e che possa sempre vivere questa gioia nel Signore, con cuore nel Signore, e che tu possa conoscere sempre la bellezza di camminare con il nostro Dio e con la mente sempre piena dello Spirito Santo. Amen? Grazie della vostra presenza e siamo qua ogni domenica. Rallegrati il 18 alle ore 18. Qua in chiesa, é próximo sábado, esatto, rallegrati, um evento com tante chiese qua della provincia di Treviso e non solo, e sarà bellissimo qua stare insieme. E comincia la ginnastica dolce, informazioni con la Roberta, in fondo c'è un tavolo per iscrizioni, la sala, grazie agli uomini che hanno lavorato, già è tutto sistemata, pronta, domani già comincia qua un corso di danza classica anche contemporanea. Ho conosciuto il sito meraviglioso questo gruppo di ragazzini, sono più o meno 20 ragazzini che saranno qua anche nella nostra struttura e è prezioso quello che Dio sta facendo in mezzo a noi. Ok, è qua che non c'è problema, là sarà solo lunedì sera. Ok? Grazie, Dio vi benedica, non dimenticare l'uscita di questa porta, ok? Ma quelli che devono iscriversi con Roberta potete andare di là dopo tornare qua. Buona domenica, Dio vi benedica, ciao!